Stiamo parlando di presentarci alle amministrative della capitale. Si presenta come settima forza in lizza per le amministrative di Venezia. Resistere Veneto, con Roberto Agirmo, candidato sindaco, vuole entrare in consiglio comunale. Intento di Agirmo, imprenditore originario di Marcon, non i numeri, non obiettivi, ma proporre, costruire e controllare, come recita il programma. Proposta e candidatura che arriva dopo settimane di consultazioni con altre forze politiche. Abbiamo semplicemente aspettato che le bocce si fermassero, abbiamo cercato di interloquire con coloro i quali si dichiaravano civici, abbiamo cercato di trovare una soluzione al fine di creare un polo civico reale che avesse come discriminante il fatto che ad un eventuale ballottaggio non sarebbe appoggiata a nessuno, non avrebbe fatto l'apparentamento con nessuno, ma evidentemente non abbiamo trovato la corrispondenza su questo elemento. 30 i candidati che presenterà Resistere Veneto nelle liste, ancora da ultimare, capolista Riccardo Sciumschi. Una decisione nata su sollecitazione degli iscritti, dei simpatizzanti di Venezia che hanno voluto partecipare e reiterare, cioè ripresentare quello che è stato il modello regionale, una candidatura civica in alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Siamo alternativi ma non siamo oppositivi tout court. Siamo qui con delle proposte che, se saranno accolte, ci vedranno costruire un futuro diverso per Venezia. Ci sarà sicuramente un centrodestra, ci sarà sicuramente un centrosinistra e sicuramente ci sarà qualcun altro e vorremmo essere noi. Fermamente contrario al contributo d'accesso, Resistere Veneto presenta diverse proposte, dalle card, da una quota fissa per turisti per muoversi e visitare i musei a prezzo ridotto, ottenendo uno sconto sulla tassa di soggiorno se si alloggia nel centro per più di 3 giorni, alle pre-registrazioni alla città nei periodi di maggior afflusso turistico. Noi siamo veramente non tanto un contenitore di dissenso, ma un contenitore di persone che non accettano più una politica che quando dice A non è detto che faccia A. Noi diciamo A e facciamo A